Oggi abbiamo pensato di fare qualche prova, diciamo, in preparazione di questa manifestazione internazionale che il Ride Pavia Venezia, che viene proposto, come già sapete, il 6 di giugno, dopo 9 anni di interruzione, e quindi abbiamo avuto l'occasione di conoscere Elio Manzini, un pilota e meccanico, e gli ho proposto di fare queste prove, diciamo, qui di fronte alla canottiere di Feronica, e così è stato. Però oggi abbiamo avuto qualche problema, a parte il tempo che non è che sia dei migliori, però qualche problema tecnico che però abbiamo risolto, e adesso stiamo mettendo in acqua la barca e penso che fra un 20 minuti, mezz'ora massimo, inizieremo le prove e vedremo, insomma, una delle imbarcazioni che potenzialmente saranno utilizzate per il Ride Pavia Venezia. È una classe RO, praticamente monta un motore 6000 di cilindrata, a differenza che gli altri racer montano il 2000-2005. Questa è una delle più potenti che c'è in assoluto come imbarcazione. Le prestazioni sono un po' particolari, bisogna conoscerla e provare e vedere come funziona. La gara vera e propria sarebbe il 6 giugno. Adesso vediamo se farla con questo oppure con un'altra imbarcazione. Adesso facciamo alcune prove, alcuni test. Sono 57 iscritti, però si stanno iscrivendo ancora, questi qua sono quelli che si sono iscritti online e i prossimi si iscriveranno sul campo. Ho fatto tutte le categorie, sono partito dalla prima fino all'illimitato, e la Pavia Venezia, che è stata la gara, l'ultima che ho vinto, l'ho vinta con il motore Lamborghini. Correvamo praticamente ufficiale per i Lamborghini, i motori li preparavo io, però è la casa madre che mi dava il materiale per poter competere. Per fare l'assoluto della Pavia Venezia ci vuole un mezzo molto potente. Ad esempio, il nostro motore Lamborghini era un motore da 900 cavalli, con delle velocità di punta da 220-230. Per cui io, quando l'ho vinto, ho fatto una media, per darle un'idea, di 160-170 di media, con il timone rotto, con il piede della riva rotta. Gli anni dopo le ho fatto 180-200 di media, con tutto a posto, e sono arrivato secondo, per dire, no, terza. Però insomma il problema di quei motori lì è che tanta potenza, barche grosse, impegnative da guidare, il Po è stretto perché sembra grande, invece diventa piccolissimo, e viaggi con delle medie. Avevamo dei filmati che ci aveva fatto la Rai e così, che l'elicottero segnava 200 continuamente 200 sopra, lo dovevo avere sopra, che allora i regolamenti erano un po' particolari. Le ultime gare c'erano 120, 130, 140 iscritti, ma tutte barche da corsa. Parti da Pavia, fai la prima conca, Isola Serafini, lì c'è una conca di travaso dell'acqua per cui ti devi fermare per forza, riparti da Isola Serafini, vai fino a Boretto Po, ti fermi per il rifornimento ufficiale, per cui lì viene fermato il tempo. Da lì in poi sono 180 km che fai tutto d'un fiato. Praticamente, quando va bene, in meno di 2 ore vai a Venezia. Avevamo organizzato questa giornata di prove con scaffi che parteciperanno alla Pavia Venezia, ma purtroppo il tempo ci ha fermato. Dopo varie vicissitudini così eravamo pronti, ma purtroppo la pioggia e il vento ci ha impedito di proseguire con questa manifestazione, che purtroppo oggi è annullata. Vedremo se rifarla in attesa della Pavia Venezia.